Nona giornata di ritorno, la Belbotea Arena ospita la sfida ad alta quota tra il team Giorgione, secondo della classe, la Futsal Latesina che arriva qui in terra padovana forte dell'ottimo quarto posto. Siamo in attesa di direttori di gara che andranno a fischiare quest'oggi, il signor Riccardo Muto di Grosseto, Glauco Sbaccheri di Firenze, secondo arbitro, il crono il maestrino Emanuele Mariano. Campionato stravinto e dominato dal Futsal Bissuola, a cui vanno ancora una volta i complimenti per una stagione fantastica. Futsal Bissuola che si è conquistato anche il pass per le Final 8 di Coppa Italia Cadette, proprio battendo il team Giorgione che non è riuscito nel colpo gobbo in terra mestrina durante questa settimana. Un team Giorgione che vuole a tutti i costi tenere a casa i 3 punti in palio per mettere le fondamenta a quello che è il secondo posto, che vede proprio i padovani attualmente a 3 giornate da fine, compresa quella di oggi, secondo in classifica con 7 punti di vantaggio sui veneziani del Marco Polo. Futsal Latesina che a sua volta vuole anch'essa i 3 punti, quarta posizione con 32 punti fin qui conquistati dalla formazione di mister Roberto Vanin. Possono provare ad impensierire il terzo posto del Futsal Marco Polo, ma devono anche fare attenzione a chi sta dietro, vale a dire Verona e Futsal Giorgione, che non sono distaccati di tanti punti quando ne mancano ancora 9 a disposizione in questo finale di campionato. Sono già pronte le squadre, sono le 4 in punto, arrivano anche i direttori di gara con il pallone che sarà protagonista di questa nona giornata di ritorno. I due capitani, da una parte Ryan Mustafov con la maglia numero 12, 14 gol per lui, dalla parte opposta invece Tilal Ayub, maglia numero 10 per il capitano del Giorgione, 13 invece per lui gol fatti. Poi andremo un po' anche a leggere i numeri, intanto il pallone che verrà portato in campo dal piccoletto, il figlio di Leo Senna, maglia numero 19, che torna a giocare qui alla Belbotea Arena dopo aver settato le ultime 2 sfide, quelle di Coppa con il Marco Polo e la rocambolesca vittoria di 2 settimane fa con il Real Bubi Merano, l'altra formazione dell'Alto Adige. L'inno del futsal, gli applausi di una Belbotea Arena gremita come sempre di spettatori, convenevoli abbracci tra i due capitani che andranno a decidere chi andrà a battere il primo calcio d'avvio dopo il fischio del signor Riccardo Muto. Andiamo intanto a leggere le formazioni con Futsal Latesina di mister Roberto Vanin, che ha portato qui 11 giocatori. Il numero 1 Luca Vanin con il 3 Mair, 5 Grandinetti con il 6 Manzoni, 8 Cecchin con il numero 9 Ianco con il 10 Basso, 12 appunto il capitano Ryan Mustafova con il 14 Mercuri, con il 21 Lahaie e con il 67 Pasquazzo. Il team Giorgione di mister Alemao risponde con Andrea Bastini con la maglia numero 1, Nicolas Stefani con il 2, Naima Mufadal numero 3, Andrea Vecchione con la 4, Gianluca De Chiara maglia numero 6, Roberto Rosca 7, Simone Caccaro con la maglia numero 9, capitano Ayub Tilal con il 10, Matteo De Generi con la maglia numero 11, Alessandro Bianchi con la 12, Leo Senna maglia numero 19, cambia il numero di maglia Filippo Bon, che oggi veste la camisetta numero 20. 44 punti collezionati fin qui per la formazione di mister Alemao, tutta unita per l'urlo propiziatorio. Questo sotto era quello invece del Futsal Latesina. 44 punti, frutto di 14 vittorie, 2 pareggi, solo 3 sconfitte. Miglior attacco per il team Giorgione, che ha già superato 400, 102 gol fatti. Quarto invece l'attacco del Futsal Latesina, che ne ha segnati 80. Team Giorgione che sabato prossimo sarà nuovamente qui in casa per l'ultima di regular season tra le mura amiche, poi si concluderà il campionato invece il 28 di marzo. Sabato prossimo ultima casalinga con il Belluno e poi pensieri a quello che saranno i playoff promozione. Alex Manzoni, Mustafov con Daniel Maier numero 3, tra i pali Luca Vanin e il numero 10 Marco Basso, il quintetto di movimento di partenza di mister Vanin. Dalla parte opposta Bon, Mufadal, Vecchione, De Chiara e Bastini tra i pali. Si parte
Subito, attenzione alla Tesina, il tiro e la risposta di Bastini, 6 secondi appena, suona subito la carica la formazione di mister Vanin, ma risponde presente Andrea Bastini, oggi in completo giallo. Total white per la formazione di mister Alemao, tutto in blu invece la Tesina, la bordata Daniele Maier dalla distanza, un tiro al volo, si è coordinato bene, ha trovato però lo specchio di porta, intanto Bastini con il rilancio lungo trova la rete, ovviamente non valida, potrà ripartire allora Luca Vanin. Maier, lo scambio con Basso, dichiara l'anticipo su Manzoni, uno dei migliori marcatori Manzoni, un gol, 11 gol, il miglior marcatore del capitano Ryan Mustafo con 14, la parte opposta Leo Sena ha superato quota 20, proverà a raggiungerlo Nicolas Stefani che fin qui ha firmato 18 gol, 6 nell'ultima partita con il Bubi Merano. Attenzione a Maier, lo scambio per Manzoni che viene fermato da De Chiara. Subito pericoloso la Tesina, qui Manzoni ha cercato di scrivere nuove poesie ma è stato fermato da De Chiara. 11 gol per Alex che veste la maglia numero 6 del Futsal Tesina, laterale con Maier. Mustafo si fa vedere vicino, deviazione, l'ultimo a toccare è stato Bon che difendeva la porta in una sorta di barriera. Corner dunque, il secondo in questi primi 37 secondi di gioco, la Tesina che sta attaccando a testa bassa la porta di Bastini. Maier, conclusione della distanza, ancora una deviazione, ancora un corner, allora resta lì la Tesina, sorveglia come può invece il team Giorgione la propria porta, difesa di quest'oggi da Bastini. Maier, lo scambio, il tiro di Manzoni che era stato liberato al limite dell'area, non certo positivo questo approccio di gara, complice comunque una Tesina che è venuta qui alla Belbottega Arena di Tombolo per cercare i punti, 12 quelli di differenza in classifica. Nella gara di andata, gara equilibrata con il Giorgione che la spuntò per 5-4, segno del grande equilibrio tra le due squadre. Basso intanto a disposizione per Maier che imbuca in mezzo, Manzoni come può per Basso, Mustafov cerca di accentrarsi, scarica a destra per Maier, il pallone era però uscito, dunque sarà rimessa laterale proprio davanti la panchina di mister Alemao che si è subito alzato in piedi. Entrambi i mister, curiosità, vestono una maglia rossa, entrambi in piedi a controllare il gioco dei propri ragazzi. Bon chiama in causa anche Bastini che arma il sinistro per la testa di De Chiara che la spizza subito verso la porta di Vanin, bravo a proteggere il palo. La risposta allora con la sveglia che è suonata per il team Giorgione. Corner, De Chiara dietro per Vecchione, il piattone destro respinto in fallo laterale qui sotto la nostra postazione da Ryan Mustafov, il capitano della Tesina, il fratello veste la maglia del Real Bubi Merano, abbiamo visto qui un paio di settimane fa. De Chiara sulla corsia di destra, De Chiara la giocata, bravo Manzoni a fermare, cercare di far partire Mustafov, interviene però Vecchione che non lascia spazio al contropiede della formazione di mister Vanin che farà ripartire il cronometro con una rimessa laterale quando sono passati meno di 2 minuti all'inizio di questa sfida. 0-0, un'occasione per parte con i due portieri subito protagonisti. Pressione ora con Vecchione che lascia l'incombenza del pallone per Bastini che apre con il mancino perfetto De Chiara che ringrazia, un pallone che però scappa sotto lo scarpino del numero 6 della formazione Pattavina. Rilancio lungo di Vanin, bravo Vecchione a fermare tutto, ma ancora la Futsal Tesina con Basso che cerca Mustafov, c'è una deviazione comunque e quindi allora sarà ancora corner per la squadra ospite. Una decina di supporters anche arrivati a tifare per la Futsal Tesina qui presenti alla nostra destra. Mustafov in mezzo il pallone, la tocca probabilmente De Chiara, sì, perché c'è ancora un corner ancora pericoloso da
palla inattiva con Alemao che fa alzare subito 4 giocatori. Maier, Bastini prepotente tra i pali, dice di no, ma è ancora Futsal Atesina con Bon che esce in anticipo su Manzoni. Altra grande occasione e paratona per Bastini. Ecco il primo cambio, dentro Leo Senna per Bon. Maier, Mustafov, capisci tu quanto il numero 3 Munfadal che va a tirare la maglietta senza però essere visto dal direttore di gara ai danni di Mustafov. Tim che ci riprova, il lob morbido di Senna ribattuto di testa da Mustafov in fallo laterale. Se ne carica della battuta andrà Vecchione, muove dentro per Senna che imbuca subito avanti per il numero 3 Munfadal, pallone che viene calciato in tribuna, sbatte sulla tribuna, rientra in campo, ancora Vecchione, dietro per De Chiara, lo scambio ancora con Vecchione che chiama in causa Leo Senna, perché il secondo pallone, il numero 19 del Giorgione, lo gira a destra per De Chiara che torna a cercare di dare ancora per Leo Senna. Intanto primo cambio Tesina, entra Victor Lahaye, 6 gol per il numero 21. Serie di cambi in casa di Giorgione che in questo momento ha cambiato tutto il quartetto di movimento di partenza. Capitana Tilal Ayub, Rosca e Stefani fanno compagnia ora a Leo Senna, imbucata, ottimo qui ad uscire, bene Rosca a recuperare il pallone, 1-3 contro 2 Rosca si parte del pallone sul sinistro, va a calciare in mezzo con Vanin che in 2 tempi, forse anche 3, arpiona poi il pallone. Stava bisticciando con Mustafov che gli ha lasciato comunque lo spazio per prendersi la sfera. Occasione importante, Lahaye per Mustafov con la testa, Stefani alleggerisce tra le mani di Vanin che rilancia lungo, palla arpionata da Maier che arriva fortunatamente tra le mani di Bastini. Intanto entra anche Alexander Iancu, attenzione anche al numero 9 Atesina, già in gol 10 volte campionato, ma ora il numero 10 Tilal Ayub non preciso qui il pallone di Stefani, fa buona guardia Maier, poi affretta Lahaye che rilancia lontano. Rosca per Stefani, chiama palla, la riceve Leo Senna imbucata avanti per Stefani che mette un pallone verso la porta di Vanin, non trova però lo specchio di porta, si era mostrato ma non lo aveva visto Stefani sul secondo palo. Tilal Ayub, contropiede non finalizzato, ma Team Giorgione che mette paura, recupera ancora un pallone, questa volta però è bravo a fare buona guardia Victor Lahaye, rimessa laterale per la formazione ospite. Atesina che settimana prossima tornerà sul campo amico per affrontare l'Eagles Futsal. Ricordiamo invece che il team tornerà nuovamente qui tra le mura della Belbote Arena per l'ultima sfida casalinga di regular season con il canottiere Belluno. Leo Senna avanti per Stefani che non addomestica bene il pallone, palla che esce laterale dunque per la formazione ospite, lo andrà a battere Grandinetti, è entrato al posto di Maier che aveva subito messo paura alla porta avversaria. Qui intanto l'anticipo di Iancu, il laterale comunque per la formazione di casa con Roberto Rosca, galvanizzato dalla convocazione anche con la sua nazionale, lui che ha doppia cittadinanza. Tilal Ayub proprio per Rosca. Senna per Stefani che vince un contrasto, deviazione di Stefani secondo il signor Muto di Grosseto, non è d'accordo Stefani. E ancora Tesina in possesso di palla, cerca di girare palla con la sfera che sfida per Lahaye, ora è il numero 9 Iancu che va a calciare con la spallata ad accompagnare a terra di Stefani non fallosa. Senna, siamo già nella metà campo avversaria, Stefani in posizione pivot, Senna viene fermato però dalle strette maglie della difesa della Tesina che poi spreca un pallone in ripartenza, pallone che viene sistemato dal cronometrista
Mariano Di Mestre. Cronometro intanto che è già ripartito. Stefani, Tilal Ayoub per Stefani che va via in velocità. Stefani fermato dal recupero di Victor Lahaye. È bravissimo Rosca andare a riprendersi il pallone. Si arrabbia un po' Alexander Janku con i compagni perché non gli hanno chiamata la marcatura avversaria. Senna dietro per Tilal Ayoub, ancora Senna. Rosca si fa vedere qui sotto la nostra postazione, la palla imbucata è per Stefani. La strattonata su Tilal Ayoub non ravvisata. Ci potevano forse essere gli estremi per il rigore, lo rivediamo nel replay. Tilal Ayoub che era comunque riuscito a calciare. Lascio a voi il commento se ci fossero gli estremi per un rigore. Attenzione alla Haye, l'imbucata per Manzoni, Lahaye fermato da Bastini, ancora il tiro, poi Senna, c'è un giocatore a terra, vanno comunque a calciare ed è sportivissimo Manzoni che aveva un'autostrada davanti per trovare la via dell'1-0, ha però preferito calciare fuori, è rimasto a terra Stefani. Grande sportività, applausi ovviamente per il numero 6 Alex Manzoni che anzi aveva davanti a sé appunto un'autostrada per andare a superare Bastini. Non si era ravvisato di Stefani a terra, in precedenza Matteo Grandinetti, anche lui 9 gol per lui in stagione. Tanto esce Stefani, rientra De Chiara. Grande sportività per questa sfida con Rosca che dà palla indietro, recuperata da Victor Lahaye. Ancora pericoloso la Tesina. Grandinetti, Mustafov via, De Chiara recupera, Leosen, l'imbucata per Rosca ancora per Leosen che cerca di chiudere il passaggio, chiede scusa Rosca, un passaggio troppo forte dove Leosen non può arrivare. 13 minuti e 3 secondi ancora da giocare, sempre 0-0 il parziale qui alla Belbote Arena, ma scampoli di partita che comunque non hanno mancato di regalare emozioni e brividi per i due portiani. Intanto rientra Mair per la Tesina con Mustafov che va a dissettarsi, a riposare in panca. Proprio Mair tocca dietro per Vanin che rilancia lungo direttamente alle spalle di Bastini che ripiena subito il pallone. Lancio lungo per Leosen, di testa però capisce tutto quanto Victor Lahaye ed evita che il pallone arrivi tra i piedi, tra le grinfie del 19 padovano. Tilal Ayoub, il capitano, dietro per De Chiara, dare ordine come ultimo di movimento per il team Giorgione. Sulla destra si accentra il pallone che resta lì, poi il tiro in seconda battuta sulla respinta di Mayer, sempre di Leosen. Riflessi pronti però per Luca Vanin che si distende in tuffo e concede il fallo laterale a qualche centimetro dalla lunetta del corner. Pronto Rosca a giocare nuovamente il pallone, lo scodella per Leosen, la giocata per De Chiara che sbuca, Manzoni però spara lontano il pallone ed evita il pericolo. Intanto entra anche Simone Cacchero, ha praticamente messo tutti gli effettivi a disposizione in campo mister Alemao, soltanto il secondo portiere Alessandro Bianchi, maglia numero 12, per lui un paio di partite importanti con Bastini infortunato. Intanto Giorgione, De Chiara lungo proprio per Cacchero domestica per Leosen che da dietro a De Chiara. Leosen cercava l'imbucata, pallone deviato, ancora in fallo laterale. Difende molto bene la formazione di mister Vanin che ha subito 65 gol in questo campionato, 2 in meno rispetto alla squadra di mister Alemao che è settima nella classifica di gol subiti con 67 gol presi. Attenzione allo strappo del numero 5 Matteo Grandinetti che spara un missile mancino che si stampa proprio sull'incrocio dei pali. Lo rivediamo subito nel replay. La porta di Bastini sta ancora tremando, conclusione potente e precisa. È mancato quel pizzico di precisione perché la palla non è entrata alle spalle di Bastini. Belbote ancora, attenzione, palla lunga per De Chiara che viene atterrato senza il fallo proprio davanti agli occhi del signor
muto di Grosseto. Intanto dentro anche Riccardo Cecchin della parte opposta, Bastini, il pallone recuperato da Marco Basso che ha rischiato l'errore per la formazione di casa, che comunque si è salvata, è tornata in possesso, è ripartita Leo Senni, tanto in lungo per Cacro. Maier esce dalla posizione di difesa e con la coscia alleggerisce in fallo laterale, e mister Alemao dopo 8 minuti e 50 secondi chiama il time out per dare disposizione ai suoi giocatori. Stessa cosa vale per Roberto Vanin. Sicuramente dopo questo avvio di gara direi più soddisfatto mister Vanin per la tesina. Qui intanto sono inquadrati i direttori di gara, il signor Muto di Grosseto, primo arbitro, coadiuvato dal signor Sbaccheri di Firenze, il crono invece il mestrino Emanuele Mariano. Fischietti che fin qui non hanno avuto un gran lavoro da svolgere. 0-0 il punteggio, come sono 0 i falli commessi in questa prima parte di gara. Ricordiamo, mancano 11 minuti e 10 secondi, punteggio sempre ancorato sullo 0-0 di partenza, mentre la sirena che suona conferma che dovranno rientrare in campo i giocatori per continuare il match. Si riparte. De Chiara servito da Tilal Ayub, va a destra per Leo Senna, l'imbucata cercata per Simone Cacro, respinto il pallone, ancora in possesso per il team. Tilal, Leo Senna, Tilal in mezzo, ancora per Leo Senna, palla a destra per De Chiara, costretto a indietreggiare, lo scambio ancora con Tilal, il 10 biancorosso, movimento per Leo Senna, che spara un mancino preciso per la testa di Simone Cacro, però palla che non crea alcun pericolo alla porta di Luca Vanin che poi ha rilanciato lungo, palla che sfila le spalle di Bastini, pronto a fare giocare subito il pallone per Leo Senna. 10:30 sul cronometro, quello da giocare alla Belbotea Arena. Leo Senna per Simone Cacro, spalle della porta, protegge il pallone, scarica dietro per Leo Senna che va subito a muovere per De Chiara, torna a ricevere palla il 19. Cacaro, la giocata che non riesce a recuperare Cecchin, bene ancora il team a recuperare il pallone, poi è lo stesso Cecchin a toccare per ultimo la sfera, dunque fallo laterale proprio davanti la panchina di mister Vanin, che con la suola alleggerisce per Tilal Ayub, battuto l'auto. De Chiara riceve da Senna, De Chiara va a puntare l'avversario, De Chiara in mezzo per Cacaro, può uscire ma è bravo ancora De Chiara a tornare in possesso del pallone, poi però è costretto a toccarlo fuori. 10 minuti se ne sono andati, mancano 9 minuti e 58 secondi, laterale per la tesina in fase d'attacco, lo schema, Cecchin si gira, capisce tutto quanto, il team riceve il pallone, Senna da Cacaro, in buca dentro per Tilal, Cacaro, Senna, Tilal, palla per Cacaro, ma fa buona guardia a Maier, difficile superare Maier, bravo poi ad imbucare per il numero 10 Basso, che vede Cecchin sulla destra, Cecchin apre lo spazio, viene fermato da De Chiara, recupera il team che può partire in contropiede. Leo Senna per Cacaro, la puntata esterna non precisa, si arrabbia un po' Tilal Ayub per un pallone che non gli è stato servito. Intanto Vanin rilancia per il neo entrato Mustafov, ma ci mette la testa De Chiara, pronti ad entrare Vecchione e anche De Generi. Maglia numero 11 per Matteo De Generi, 7 gol per lui in campionato. Basso per Maier che torna a dare pallone a Basso, gira verso la Haie, Mustafov costretto a indietreggiare sulla pressione di De Chiara, ma è ancora Tesina in possesso palla con un'imbucata verso Bastini, il pallone che gli resta lì, che pericolo, non c'è la mano secondo il direttore di gara, ha rischiato moltissimo Bastini nell'uscita. Leo Senna, ma si sa,
la fortuna aiuta anche gli audaci, il pallone che resta lì, Mustafov lo tocca per ultimo, lo tiene comunque vivo, fermato da Tilal che controbraica per il team. Tilal sul fondo, cerca di mettere in mezzo un pallone, ci riesce, ma Cacaro era praticamente dentro alla porta avversaria. Cacaro che esce per far spazio proprio a Degeneri. Non cambia dunque l'assetto tattico di Mister Alemao, con Basso pronto a far ripartire il gioco con una rimessa laterale. Dietro per Lahaye. Mustafov, ancora Victor Lahaye per Mair, dato vista da Degeneri. Senna recupera il pallone per Degeneri, la possibilità di avanzare. Degeneri sulla corsia laterale, fermato in fallo laterale, però l'ultimo a toccare è stato proprio l'11 Patavino. Intanto rientra anche Vecchione, dunque laterale per Lahaye della Tesina. Scaglia dietro per Mair, subito in profondità a cercare la corsa di Mustafov, che ringrazia con il pollice alto. Non è però preciso il passaggio del numero 3 oggi in maglia blu. Già avuto l'out per il team. Vecchione, Rosca, De Chiara, Degeneri, De Chiara e Degeneri arrivati lo scorso anno qui a vestire la maglia del team Giorgione dopo aver vinto il campionato proprio in questo campo, però con la maglia della Compagnia Malo, una compagnia che è ripartita dalla serie C2 del Veneto. Qui intanto Vecchione ancora in fallo laterale, una mano ma era attaccata al corpo, la mano di Vecchione secondo il direttore di gara. Ancora 0 i falli commessi, 8 minuti e spicci da giocare. Il conto del primo tempo, palla per Lahaye in fondo per Mair, fermato da De Chiara. Vogliono la corretta distanza. Mair, 4 secondi, errore dunque, rimessa da ripetere, con Degeneri che andrà a battere l'out invertito dal signor Muto di Grosseto. Degeneri per Vecchione, si è rialzato tanto Bon, pronto a tornare in campo. Lo scambio con De Chiara, Vecchione l'imbucata, ma è bravissimo Basso poi anche a tenere il pallone in campo, a cercare di andare via sullo stretto, però il numero 10 Marco Basso non riesce a tenere il pallone in campo. Intanto rientra, eccolo lì, Bon che riceve proprio il pallone dell'auto per Vecchione. Lo scambio ancora con il numero 4 che va a cambiare lato, ma Rosca si era alzato, Degeneri era già alto sulla linea di centrocampo, dunque ha regalato un pallone da parte della formazione di mister Alemao, che applaude veemente per cercare di scuotere i propri ragazzi. Intanto Mustafov di prepotenza, Mustafov fermato da Degeneri in corner, angolo per la squadra di mister Roberto Vanin, che ha a disposizione, ricordiamo, anche un time out, lo ha già speso invece mister Alemao. Pronto Victor Lahaye a giocare dentro il pallone in campo, dietro per Mustafov, si fa vedere Mair, Mustafov va a puntare sulla corsia di destra, si allunga il pallone, laterale dunque per la squadra di casa, già battuta da Rosca per Vecchione. Bon, Rosca, Degeneri, torna dietro da Bon, cambia lato, verticalizza per Vecchione, lo scambio in bucata centrale. Bene Basso a recuperare il pallone, Basso sull'errore in ripartenza del team. Basso si è preso il pallone, palla che è uscita di poco, lo rivediamo nel replay con Bastini che comunque era lì sulla traiettoria, ha seguito il pallone uscire alle sue spalle. Già ha giocato la sfera della formazione del team Rosca, giro palla per Bon, non c'è movimento in avanti, è ribattuto il pallone, Vecchione, l'imbucata per Rosca, costretto ad andare ancora dietro per Degeneri. Degeneri non riesce ad indirizzare per Vecchione, Mair con la testa riregala il pallone agli avversari. Già giocato Vecchione, lo spazio per girarsi, a chiamare in causa un compagno, Lahaye però favorisce il recupero di Basso, che poi va a calciare un mancino centrale, dove però c'è in buona guardia Bastini che dice di no. 6:30, partita che si è ravvivata con il tiro di Basso dopo qualche minuto tranquillo. Mair, il piattone, c'è potenza ma non c'è precisione da parte del numero 3 a Tesina. Bastini tanto gioca comodo per Vecchione, lo scambio per Bon, Vecchione per Degeneri che torna a dare dietro al numero 4, oggi in completo bianco.
Rosca per Vecchione, non c'è movimento, Bon, Rosca, salta l'avversario, un'imbucata per De Generi, palla ottima per Rosca, bravissimo ad uscire Vanin al limite dell'area, qualche centimetro dentro, la palla della parte opposta già recuperata dal team che può controbraccare con un 4 contro 3, ma è bravo a recuperare subito Mustafov, grazie anche all'aiuto di Basso che ha dato fastidio a Rosca. Bastini intanto arma il mancino, Vanin finta la presa, lascia sfilare alle sue spalle il pallone, dunque riparte proprio Vanin per Mustafov, il 12, l'ultimo a toccare il pallone è stato De Generi, palla che è andata anche a sbattere contro il fotografo del team Giorgione, oggi addirittura con telecamerina in testa. È rientrato Grandinetti, proprio lui, attenzione, De Generi, Matteo De Generi, il vantaggio del team Giorgione a 5:37, lo rivedremo nel replay sull'errore difensivo del team Atesina. De Generi da animale in area qual è, nonostante i tanti problemini avuto in stagione, ha saltato prima Vanin e poi ha depositato con un tocco morbido di mancino. Dunque cambiato il risultato, in pochi magari ce l'avrebbero aspettato visto l'ottima prova fin qui della Tesina, ma De Generi da animale d'area ha messo la freccia per il team, è ancora lunga, mancano più di 25 minuti, vediamo la risposta della Tesina come cosa dirà. Qui intanto solo palo esterno rete per il tiro di Grandinetti, con Tilal Ayub che torna ad amministrare il pallone per i suoi, lo scarico per Leosenna, l'imbucato avanti per Naim Mufadal che torna a dare sfera a Leosenna. Tilal Ayub intanto accompagna il pallone fuori dal campo, problemini per Tilal Ayub, colpito in modo duro ma lecito comunque da parte di Matteo Grandinetti, ricordiamo ha colpito in pieno l'incrocio del palo il numero 5 della Tesina, resta a terra, si tira la gamba sinistra Tilal Ayub che viene aiutato a rialzarsi, resta in campo il capitano del team, riparte allora Grandinetti per Maier, Grandinetti ancora avanti, viene fermato il numero 9 Janku, l'ultimo a toccare però è stato Grandinetti, dunque il laterale per la squadra di mister Alemao, con Tilal Ayub pronto a fare partire il crono, dietro per Stefani, tornato in campo dopo qualche problemino Mufadal per Tilal Ayub, dietro per Leosenna, lo spazio per avanzare, Leosenna calcia una bordata mancina che esce di poco a lato, Vanin rilancia intanto lungo, capisce tutto quanto, attenzione per Grandinetti che tiene vivo il pallone, stava per capitolare la difesa del Giorgione, un po' di fortuna, attenzione Tilal Ayub fermato da Maier, ancora Tilal Ayub che ha girato il lato, lo scorpione del numero 6 Manzoni, il pallone che resta lì con Leosenna che lo cerca di addomesticare, poi nella confusione arriva Stefani che spara di prepotenza in fallo laterale, palla in tribuna. Mustafov dietro per Vanin, un po' di confusione nell'azione precedente, ora Vanin direttamente tra le mani di Bastini che rilancia lungo subito per Stefani, con la testa cercava di mettere in mezzo per Leosenna, capisce tutta la difesa della Tesina, palla ancora in possesso per Bastini, mentre rientra Roberto Rosca per un acciaccato Tilal Ayub, colpito anche in volto, sembra dire il dottore del team va a sincerarsi le condizioni del numero 10, palla per Mufadal, c'è però una deviazione, Mufadal si accontenta del fallo laterale, 3:57 da giocare, team avanti con il gol di Matteo De Generi, c'è Roberto Rosca pronto a battere il laterale dalla linea nera, Rosca per Leosenna che trova il coniglio dal cilindro, un mancino potente che taglia in due il campo, il raddoppio e replay assicurato per Leosenna
che ha 3,55 dal riposo, mentre Mr. Vanin chiama il time out, trova un gran raddoppio, gran gol quello di Leo Senna. L'avete visto anche nel replay di Futsal Veneto TV, Futsal Veneto TV che tornerà protagonista, ricordiamo, giovedì alle 20:30 sul canale YouTube con la terza puntata di Zona Futsal. Il vostro test con Michele e Andrade Giambattista stanno preparando la nuova puntata. In attesa ovviamente di sapere quali saranno gli ospiti della sfida, della puntata, pardon. Time out di Mr. Vanin, 3,55 da giocare con il team che ha appena trovato il raddoppio e la sirena della Belbote Arena che richiama in campo le due contendenti. De Generi e poi Leo Senna con il gol numero 21 in campionato stanno assicurando alla formazione di Mister Alemao i 3 punti che varrebbero la matematica certezza di un secondo posto al termine della regular season, ma è ancora lunga, c'è ancora molto da giocare. La risposta di Mustafov che impensierisce Bastini, bravissimo a respingere il destro dalla distanza del capitano avversario. Grande risposta quella di Bastini con la formazione ospite che ancora attacca il palo, colpito in pieno da Alex Manzoni. Ripartenza, rosca la palla per Mufadal, non riescono a chiudere il triangolo quelli del team Giorgione. Un palo clamoroso, è il secondo legno per la Futsal Atesina, anche sfortunata la formazione di Mister Vanin, vicina a riaprire la partita. Proprio Vanin, il portiere, rilancia tra le mani di Bastini. Senna, qui Vanin e Senna poi va a sfiorare il tris, la doppietta personale. Ora può giocare sul velluto la squadra di Mister Alemao, non ha la pressione, non c'è il corner, è una rimessa dal fondo. Aveva chiamato il corner il signor Sbacchiari di Firenze, ma con grande sportività Leo Senna ha confermato di aver calciato lui fuori il pallone, sfiorando di poco anche il tris per una Tesina che, va detto, non merita di essere sotto 2-0, colpito anche 2 legni, ma questo è il futsal, questo è lo sport del pallone, vince chi segna. 104 i gol fin qui segnati in campionato della formazione di Mister Alemao, 102 più i 2 di oggi, un bottino importante per la formazione più prolifica del girone B cadetto, una formazione che ancora attacca con Mufadal che scarica dietro per Stefani, imbucato dentro per Rosca. Ora pressione della Tesina che induce all'errore la squadra di casa, con la Tesina che va a battere questo laterale con Victor Lahaye, numero 21 della formazione di Mister Roberto Vanin. Mister sicuramente non contento del risultato che i suoi stanno ottenendo, ma lo può essere per il gioco, per le occasioni avute. Qui intanto esce bene Rosca, rinvia però il pallone, non lo trattiene con Luca Vanin pronto a giocare ancora la sfera. Comoda lì vicino a destra per Maier fermato da Leo Senna. Leo Senna che tocca il pallone con la mano, sa di aver commesso fallo e spara fuori la sfera. Speriamo che non ci sia la scommessa di 0 falli in questo tempo, se no potremo puntare anche noi un cinquino di euro. No, a parte le battute, ancora grande sportività da parte di Leo Senna che aveva la mano aperta, l'ha toccata con la mano, non ha ravvisato il fallo a Tesina con Lahaye. Per Maier, ancora dietro per Lahaye, imbuca bene per Mustafov gioca dietro per Maier che cambia lato verso Manzoni si accentra, Manzoni preme alto ora la difesa del Giorgione, 2 minuti da giocare in questa ripresa. Senna recupera il pallone, lo scarica in mezzo per Stefani, il pallone che resta lì, Stefani, Senna e poi il recupero fantastico di Mustafov che in scivolata alza il pallone a campanile
ancora vicina il tris quelli del team Giorgione, c'è il corner per la squadra di casa, un tris sfiorato per Alemao, per mister Alemao e i suoi ragazzi. Rosca arma il sinistro, sbatte sullo stinco di Maier, c'è comunque fallo laterale, resta lì in fase d'attacco la formazione del team Giorgione con Rosca dietro per Stefani, va a cercare Senna che riceve il pallone sulla crocetta laterale di destra, Senna imbucati in mezzo per Mufadal, bisticciano un po' quelli dell'Atesina, Vanin si prende il pallone, lo rilancia lungo, Bastini con la testa alleggerisce per Leo Senna che mette giù la sfera, poi arriva però da dietro Manzoni che non commette fallo ma evita il pericolo, concede soltanto il laterale. 1:30, 90 secondi, palla per Bastini, la puntata lunga per Mufadal, una puntata che vola alle spalle di Luca Vanin, pronto a far ripartire il gioco per i suoi. La Haie chiama il pallone, ancora Bastini con la testa, morbido per Leo Senna che si allunga troppo il pallone, poi Maier cercava la ripartenza, la spizza di qualche nanocentimetro Leo Senna, palla che non gli resta dentro al campo e allora torna in possesso la Tesina con Capitan Mustafov, guarda il movimento dei compagni, scarica per Maier, costretto quasi a dare dietro ma arriva comunque la puntata di Naim Mufadal che concede il laterale da ripetere perché il pallone era abbondantemente dentro, anzi fuori dal campo di gioco. Laterale qui, errore di Maier, seconda rimessa che il signor Muto di Grosseto inverte. Rosca dietro per Stefani, Senna, mentre entriamo nell'ultimo minuto di questo primo tempo con il Giorgione avanti 2-0. Stefani dietro per Bastini arma il mancino, la palla che scende ma di poco alta sopra la traversa di Vanin che faceva buona guardia tra i propri pali qui alla Bell Bottega Arena. Basso intanto per la Haie che vince un rimpallo, la Haie, il numero del 21, la Haie, c'era il fallo, primo fallo ravvisato, un fallo iniziato nella propria metà campo, primo fallo di questa sfida corretta, ce n'era probabilmente uno in precedenza con la mano di Leo Senna ma poco avrebbe cambiato nell'economia del gioco, era corretta, intanto la Haie si lascia cadere e concede il laterale alla squadra di casa, battuto da Rosca per Bastini ancora cerca la profondità per Mufadal, Maier esce con la testa, poi la Haie allunga troppo il pallone, Bastini lungo e alto per Mufadal, una leggera spinta di basso, spinta non fallosa, palla fuori, la palla comunque è uscita del fondo, è laterale. C'è un po' di disattenzione da parte del signor Muto di Grosseto che non ha controllato bene dove era uscito il pallone, il collega Sbacchieri di Firenze ha mostrato che era fallo laterale. Più attenzione a Rosca che va quasi a perdere un pallone, lo tiene comunque vivo, poi lo spara lontano alle spalle direttamente di Vanin, 5 secondi ancora di gioco. Questo primo tempo della Bell Bottega Arena, Vanin lungo con la testa, Rosca alleggerisce in fallo laterale, ferma il pallone mister Vanin, 1 secondo e 8 decimi, Vanin che fa movimento con la mano ai suoi giocatori di avanzare, Maier il tiro con la spalla, c'è Senna, palla che esce in fallo laterale ma non c'è più tempo di giocare perché la sirena manda le due squadre negli spogliatoi con il team Giorgione avanti 2-0 finché decidono De Generi e Leo Senna. Per 10 minuti il vostro test con Futsal Veneto TV tornerà live per il secondo tempo di team Giorgione Futsal Tesina.
Squadra in campo, pronti per il secondo tempo con il team Giorgione avanti 2-0 dopo i primi 20 minuti di De Generi e Leo Senna, i gol dei padovani che dopo il fischio del signor Muto di Grosseto andranno a far ripartire il cronometro. Se così fosse il finale, quantomeno se il team confermasse questo finale vincente, sarebbe secondo posto assicurato per la formazione di mister Alemao, che giocherebbe così il primo turno playoff, la gara di ritorno al primo turno playoff in casa. Si riparte. Una finta ripartenza, colpa di Vecchione che era avanzato in modo troppo veloce ancora prima che De Generi potesse battere il calcio d'avvio. Atesina in possesso del pallone, fermato da Bon. Tra l'altro questa è la terza sfida stagionale tra le due squadre. Nel G22 il team Giorgione, la gara di andata giocata lo scorso 6 dicembre 5-4 in casa proprio della Tesina, e poi anche la prima sfida di Coppa in Coppa Divisione. Intanto non è preciso De Chiara, che cercava di aprire dalla parte opposta per De Generi, laterale per la squadra ospite con Daniel Maier. Lo scambio con Basso, si va dietro da Vanin che rilancia lungo ma fa buona guardia Bon, palla tra le mani di Bastini che serve proprio il numero 20 Filippo Bon, arrivato in corso d'opera qui alla Belbotea Arena, respinto intanto, colpo ravvicinato, voleva una mano Bastini ma Basso era troppo vicino per togliere il braccio. Ha fatto bene a far proseguire il signor Muto di Grosseto in una sfida che nel primo tempo ha visto soltanto un fallo nel finale di gara commesso al team Giorgione. Partita corretta con, ricordiamo, una posta in pagno importante perché entrambe le squadre vogliono i 3 punti, Giorgione per confermare, consolidare e mettere le fondamenta al secondo posto alle spalle della super capolista Bissuola, che oggi si è pareggiato 4-4 con lo Jesolo, ma arriva dopo una settimana dove sabato ha trionfato in netto anticipo, 4 giornate in anticipo in campionato, e proprio nella sfida di mercoledì ha battuto il team in Coppa, assicurandosi il pass per le Final 8 che si giocheranno 26-28 marzo in terra marchigiana. Maier intanto, il pallone che resta lì, la sfera, e poi l'erroraccio sotto porta di Mustafov che era stato servito da Alex Manzoni. Mustafov da solo, Bastini era praticamente fuori dai pali di competenza, non ha trovato lo specchio di porta, errore importante per riaprire la partita. Si dispera ancora Mustafov con le mani tra i capelli, un errore che potrebbe costare caro nell'economia del risultato per la Tesina, che è entrata subito comunque in modo positivo in questa ripresa. Tanto Bastini, bene per Bon che mette giù il pallone, recupera però Maier che alza il campanile in corner, un corner con Filippo Bon pronto a giocare palla in mezzo. De Chiara riceve il pallone, coordina il sinistro che taglia l'area, non trova lo specchio di porta, esce di poco a lato, mentre il buon Lorenzo Spicci va a fare area. Leo Senna pronto a tornare in campo per mister Alemao. Intanto l'apertura troppo profonda anche per Mustafov, con Bastini che controlla il pallone mentre esce dal campo. Bastini gioca per Bon, De Chiara, Vecchione, De Generi, ottima trama, Vanin esce di peso e prepotenza, De Chiara intanto non riesce a portare via il pallone a Manzoni. Mustafov cercava subito di aprire sul secondo palo per Manzoni, De Generi però si interpone tra passaggio e avversario. Mustafov dietro per Basso, ancora Atesina in possesso palla, Maier rischia ma serve comunque Mustafov
che avanza ma viene braccato da De Generi. Mustafa per Maier, l'imbucata per Manzoni, fermato da Bon, ancora Manzoni per Maier che tocca il pallone, palla che esce, fallo laterale per il Giorgione con il funambolo Leo Senna che recapita la sfera a De Chiara. Si alza intanto Mufadal, Tilal e Stefani pronti ad entrare in campo. Buona l'apertura per Vecchione che mette giù il pallone, serve dietro Bon, il movimento di De Chiara che riceve la sfera. De Chiara la puntata su Maier, palla apertura per De Generi del gol del vantaggio sull'errore difensivo. È stato Lesto l'11 della formazione patavina oggi in completo bianco. Bastini, un fendente per Vecchione che però non trova il numero 4 compagno di squadra. È entrato Grandinetti, ha colpito un incrocio clamoroso nel primo tempo, una tesina che poco fa si è divorato un gol clamoroso con Mustafov nel primo tempo, ha colpito 2 legni, dunque meriterebbe qualcosa di più sicuramente la formazione di mister Vanin, che però ora deve difendersi dal contrattacco team. Troppo profondo il passaggio cercato da Bon verso De Generi. Tanto già 2 cambi effettuati da mister Vanin. Mustafov per la Haie che allunga il pallone tra le mani comode di Bastini, che apre dalla parte opposta per Bon, che centra il pallone per De Chiara, avanti verso De Generi, palla ancora viva. De Generi non può servire il suo portiere, c'è una deviazione, c'è comunque corner. Fuori intanto De Generi, rientra Mufadal, ha rischiato che Mufadal non preciso nel cambio, tanto il pallone ribattuto da Mufadal sul tiro di Grandinetti. Vanin per la Haie, costretto a dare indietro ancora per Grandinetti che cambia lato verso Mustafov che torna ancora dal 5. Grandinetti, Mufadal gli porta via il pallone per qualche istante, lo recupera però bene basso la Haie, ferma l'azione di Suoi, aspetta anche l'inserimento di Mustafov che viene servito dal 21 a Tesina. Grandinetti, la giocata per Mustafov, fermato, recupera ancora basso, poi calcia lontano Bon, rientra intanto Leo Senna, entra anche Capitan, anzi entra Stefani, già avuto l'out della squadra ospite la Haie. Mustafov, non è preciso però il passaggio all'indirizzo di Mustafov, dunque torna in possesso il Giorgione, un laterale in zona d'attacco. Senna cercava l'imbucata, la palla rimbalza addosso a Stefani, ancora possesso team con Senna, è un Senna che leggerisce dietro per Bastini, Bastini morbido verso Vanin che arpiona il pallone poi che arriva a Bastini. Mustafov va a prendersi, anzi era Mufadal, non c'è il fallo, si continua, attenzione Mustafov, la giocata per basso, ma è bravissimo Stefani a dire di no, poi arriva l'intervento di La Haie che dice di aver commesso fallo, cioè, ma se il giocatore avversario dice ho commesso fallo e tu non glielo fischi, allora vuol dire che non sei proprio presente tantissimo nella partita. La Haie ha subito ammesso di aver commesso fallo, l'entrata era dura. Il signor Muto però non fischia fallo, punizione, non c'era una cartellini, stavano per cartellini, ma insomma la Haie ha subito ammesso di aver commesso il fallo. E vabbè, Senna intanto si rialza. Era già successo in precedenza che Senna al contrario aveva commesso un fallo di mano non ravvisato, aveva calciato fuori il pallone. Si riparte comunque dal laterale con Leo Senna che spara il pallone agli avversari che avevano messo in fallo laterale con La Haie, grande sportività quella del numero 19 del team. La palla, apertura per basso, fermato da Tilal Ayub che litiga però con il pallone, ancora possesso Tesina. La Haie si accentra, va a caricare un destro che però si perde alto, occasione non terminata al meglio per la Tesina.
Muffadal, dietro per Tilal Ayoub. Tilal Ayoub non può servire Bastini, lo stava per fare. Stefani per Senna, la palla che sfila via. Tilal Ayoub cercava l'apertura per Senna, capisco quanto Victor Laie, che si prende il pallone. Ottima giocata del numero 21 della Tesina, fermato però all'ultimo da Nicolas Stefani in fallo laterale. Stefani che si prende gli applausi del suo allenatore. Si gioca già però con Basso, quindi ancora Stefani ad uscire dalla linea difensiva, a concedere solo il laterale, battuto da Mustafov dietro per Marco Basso. Il pallone ancora tra i piedi del numero 10 a Tesina, fermato da Stefani. Maier però torna a recuperare la sfera, proprio Maier servito da Mustafov. Vogliono velocità i tifosi della Tesina con Laie che cercava il sinistro, esce bene ora la difesa, una possibile 3 contro 2 che si tramuta in 2 contro 1, recupera però la difesa con Basso della Tesina, palla per Leo Senna che scarica un tiro che dove Luca Vanin si oppone. Intanto rientra anche Alex Manzoni, deve fare attenzione però la Tesina, che ha sì le carte in regola per offendere la porta di Bastini, ma deve fare anche attenzione in fase difensiva alle folate del team che riparte con Tilal Ayoub. Stefani, Senna va sul fondo, Senna in mezzo a un pallone dove Muffadal arriva a toccare per ultimo, la palla era però uscita. Vanin, tanto Cecchini, intanto è entrato in campo lo scambio con Basso, rischio ma esce bene Cecchini, velocità, Cecchini per Manzoni, poi arriva in scivolata Muffadal con il corpo, mette in fallo laterale. Fallo laterale pronto a batterlo Marco Basso, numero 10 da Tesina, dietro per Maier che cambia per Cecchini che torna a dar palla a Maier, la palla in mezzo per la spizzata in mezzo di Alex Manzoni, palla che termina alle spalle di Bastini che ci ha fatto ripartire il gioco. 13-18, imbucata cercata, trattiene il pallone Muffadal, nonostante la spinta Muffadal è entrato male in un secondo momento, ma c'era una clamorosa trattenuta. Leo Senna si arrabbia, giustamente adesso fischi, c'era una vistosa trattenuta, la maglia di Muffadal, una S di taglia, era quasi diventata una XXL e poi ovviamente è entrato male sull'avversario. Ci sta il fallo di Muffadal, ma in precedenza c'era ai suoi danni. Leo Senna un po' si arrabbia. Punizione, primo fallo di questa, anzi no, era il primo fallo, sì, del Giorgione, quindi il secondo fallo di tutta la gara. Punizione dalla distanza, un paio di metri dietro al dischetto del libero Maier, secondo di battuta Maier l'imbucato sul secondo palo per Manzoni che fa cambiare lato il pallone, palla che non viene però recapitata a nessun compagno di squadra. Brividi ancora per la retroguardia Pattavina che resta avanti 2-0 nel punteggio. Tilal per Bastini, Senna cerca l'imbucata per Muffadal, recupera però Tilal, bravo qui Maier ad uscire, Maier lotta, poi la palla che termina oltre la linea nera che delimita il rettangolo della Belbotea Arena, dunque laterale per la squadra di casa, battuto da Tilal Ayoub per Stefani che gira subito per Leo Senna, movimento palla della parte opposta per Stefani che imbuca avanti per Tilal Ayoub, costretto a dare dietro ancora Leo Senna sulla pressione avversaria. Stefani protegge il pallone, lo serve per Muffadal, Leo Senna, Muffadal ancora, Muffadal va a puntare Maier, Muffadal potenza, palla fuori di poco, si autoapplaude Muffadal, si era aperto bene lo spazio grazie anche all'aiuto di Stefani, buona occasione. Qui intanto Leo Senna va a marcare a uomo, attenzione Cecchini, il pallone che gli resta lì dietro. Muffadal intanto servito anche Bastini,
Leo Senna intanto dentro Rosca, proprio per Mufadal, pronto anche Simone Caccaro ad entrare in campo, lo scambio Stefani Leo Senna con il 19 che va ancora del suo numero 2, Leo Senna fermato, non c'è il fallo. Cecchini intanto avanti per Manzoni, Maier calcia altissimo il pallone, Maier. Stefani va a chiedere spiegazione al signor Sbaccheri di Firenze, a suo modo di vedere il blocco precedente non era regolare. Si intendono comunque i due. Stefani richiamato in panca assieme a Tilal Ayub. Senna, pallone toccato da Victor Lahaye, il numero 21, 6 gol per lui in questa stagione, molto propositivo. Vediamo intanto mister Vannin ancora non accenna a cercare la maglia del portiere di movimento, sotto di 2 gol. La Tesina comunque ha sfiorato più volte il punto per riaprire la gara. Leo Senna intanto dietro anche per Bastini che va a calciare lungo con il sinistro. Vannin toglie il pallone dalla testa di Caccaro, concede il fallo laterale alla formazione di casa. Pronto De Chiara a mettere in movimento il crono. Rosca, De Chiara cambia lato per Leo Senna l'imbucata avanti per Caccaro che cercava di chiudere il triangolo, recupera Grandinetti, poi ci mette la punta del piede Caccaro, e comunque lui a toccare per ultimo la sfera. Dunque l'atterraggio battuto della Tesina. Mustafov si è divorato un gran gol. Mustafov, De Chiara andato con il petto, ma il pallone che spizza addosso Mustafov. Dunque laterale per il team con Leo Senna che scarica dietro per Rosca, che torna a dare palla a uno dei giocatori simbolo, se non il simbolo, almeno in questo campionato, il team Giorgione. Leo Senna, 21 gol con il sigillo che vale il momentaneo 2-0 di oggi per il 19 in forza della formazione Pattavina. Proprio lo scambio tra De Chiara e Leo Senna. Mustafov esce bene, serve Manzoni che fa sfilare il pallone, non c'è deviazione di De Chiara, la voleva Alex Manzoni, dunque rimessa laterale per il team con lo stesso De Chiara che spara avanti. Lahaye con la testa dice di no, Bastini poi un lob troppo alto, l'aveva chiamata Leo Senna. Vannin fa subito ripartire per Grandinetti, Mustafov sulla pressione, Grandinetti, Leo Senna, la giocata per Rosca, Caccaro in mezzo, un pallone che poi sbatte a Vannin che va a lanciare lungo con le mani per Mustafov, ma arriva De Chiara di tutta corsa a mettere in corner, evitare così almeno il tiro di Mustafov per una Tesina che comunque resta lì in attacco. Ripartirà da un corner a proprio favore con capitano Mustafov che guarda Lahaye dietro, capisce tutto quanto De Chiara, il pallone è ancora bravo De Chiara a dire di no 2 volte, a togliere il pallone dal possesso di Manzoni. È comunque laterale per la squadra ospite, rientra intanto basso proprio per Manzoni. Lahaye fa ripartire il gioco per Grandinetti che sbaglia il passaggio. De Chiara esce bene per Rosca, pallone vivo ancora per la squadra di casa. De Chiara servito da Rosca, De Chiara alza la testa, serve Vecchione dietro per Bastini che può toccare il pallone. Bastini un lancio lungo a cercare la testa di Caccaro che però non riesce ad avvitarsi nei modi giusti, e Vannin rilancia lungo per Lahaye ma interviene ancora una volta in fase di protezione Gianluca De Chiara. 9:54 intanto siamo entrati nell'ultimo quarto di questa sfida, big match della 9ª giornata di ritorno che vale tanto in ottica playoff, con il team che sta blindando con i gol di De Generi e Leo Senna il secondo posto in graduatoria. Lahaye intanto la giocata a servire Grandinetti, poi Mustafov braccato, Mustafov ancora a servire dalla parte opposta Grandinetti, fermato quanto Vecchione, la giocata di Vecchione lunga per De Chiara trattenuto ma non visto, ha rischiato qui. Attenzione a Lahaye che esce bene, palla per Mustafov, ci mette la punta del piede Vecchione, solo laterale per la squadra ospite
con Mustafov in mezzo per Basso, un rigore in movimento, lo avevano perso quelli del team, si arrabbia infatti mister Alemao, un destro a girare altissimo però quello di Marco Basso, con Bastini che rilancia lungo per Cacaro va via a Maier che dà una mano a Vanin che ha fatto subito giocare il pallone a sinistra per Laie si accentra, lo scarico avanti per Basso, il movimento di compagni, Basso a cercare un compagno ma servire invece l'avversario Rosca che riparte con la giocata, Rosca al centro del campo, Rosca la palla in diagonale per De Chiara aspetta il movimento di compagni, De Chiara voleva Vecchione che si stava preponendo in avanti, De Chiara il palo del Giorgione e poi Cacchero trova lo spazio con il mancino per firmare il 3-0 a 8:45 dal gong. Simone Cacchero ha aiutato i compagni a rialzarsi, il numero 9 Simone Cacchero. C'è intanto il time out di mister Vanin. Simone Cacchero abbracciato dai compagni, abbracci vigorosi per il numero 9 Simone Cacchero che trova il 3-0 del team. Mister Vanin ha chiamato il time out per cercare di scuotere i suoi. Maglia di portiere di movimento per Victor Laie che entrerà al posto di Luca Vanin. Quota 105 gol fatti per il team Giorgione con il tris di Simone Cacchero, un tris importante che permette alla formazione di mister Alemao di mettere un mattone pesante in questa sfida. Intanto entrerà Laie per Luca Vanin, un passivo di 3 reti. Il primo gol nato da un errore difensivo che ha sbloccato la partita per una Tesina che, va detto, Futsal Tesina sempre in partita e autrice di una gran partita, ha colpito 2 pali, si è liberato un gol col Mustafov. Insomma, le occasioni la squadra di mister Vanin le ha avute ed è per questo insomma che questa squadra viaggia nelle zone alte della classifica, in questo momento quarta. Giocano il portiere di movimento a 8:30, Laie, proprio lui tocca il suo primo pallone con la maglia arancione dopo aver preso il posto di Luca Vanin, fa possesso ma deve velocizzare l'azione della formazione di mister Roberto Vanin. Sul fondo Basso, costretto a dare ancora dietro in mezzo per Laie, Basso, si scambiano le posizioni, Manzoni per Laie, il pallone non è preciso, allora Bon a cercare di far ripartire, palla per Leosen, Laie però era già rientrato in area, pressione alta, chiede mister Alemao, chiede ai suoi di salire, non ha capito però Bon, Basso per Manzoni, ancora Basso, Mustafov ora possibilità di superare la linea di metà campo, servendo il pallone a destra per Marco Basso che cambia subito il lato per Laie, Manzoni, Laie ancora, Mustafov difende però bene in questo frangente la formazione di mister Alemao, rischio lì sul passaggio, Laie rischiava di tornare nella propria metà campo, ancora palla per De Generi, fermato, ha recuperato ancora il pallone Basso che cerca il servizio per Mustafov, ci riesce, poi Mustafov vince un rimpallo, conquista una rimessa laterale con Vecchione che va a far guardia nelle retrovie con lo scambio con Manzoni. Laie dietro per Mustafov, è libero e riceve il pallone Mustafov che va a caricare il tiro, fermato da Bon, il pallone che resta di Laie, De Generi per Leosen, non è preciso il passaggio per Leosen, intanto rientra Vanin, Leosen dice di aver toccato, non ha toccato il pallone e Mustafov andrà a giocare il fallo laterale.
Mustafov dietro per Basso, l'apertura per Grandinetti, Vecchione si prende il pallone, la porta è libera, Bon, un tiro preciso ma c'era Basso a fare buona guardia. Mustafov, Grandinetti, Mustafov, si fa vedere anche Basso, la palla però sulla sinistra per la Aie che torna dietro del suo capitano. 6:45 da giocare, ci prova ancora con la carta del potere di movimento la formazione di Mister Vanilla. Aie per Basso, Grandinetti cerca di 2 metri e mezzo un pallone che resta lì, ma è stontuoso Bastini che dice di no, una girata veloce, attenzione dalla parte opposta, Bon, corre, il pallone esce, grande parata di Andrea Bastini su un tiro ravvicinato di Mustafov con l'Aia che rilancia lungo per Grandinetti che tiene vivo il pallone, ma c'è il fallo però di Vecchione, secondo fallo team, un fallo speso bene comunque da Andrea Vecchione con la tesina a 6:25 che torna a manovrare nella metacampo avversaria. Questo nuovo pallone in possesso con l'uomo in più del portiere in movimento, proprio l'Aie, è giocata per Basso, l'apertura ancora Bastini, il pallone che resta lì e poi Leo Senna che gonfia la rete con la doppietta personale, sale a quota 22, ancora una doppietta a 6:12, il gol di Leo Senna che porta a 4 le marcature del team Giorgione, un gol dalla propria metà campo sul pallone perso recuperato dalla difesa. Leo Senna calcia da casa sua e trova la giusta traiettoria per il 4-0 quando mancano 6 minuti esatti ancora in questo secondo tempo. Leo Senna ancora recupera il pallone, poi sulla ribattuta Grandinetti con la maglia numero 5 spara una mancina abbondantemente alata, tanto è rientrato Vanin, palla lunga per De Generi che si coordina per una girata che avrebbe regalato applausi a rotta di collo, non trova però la giusta girata, intanto Bon resta in pressione alta la formazione del team Giorgione. Pressione alta, c'è addirittura Bastini ad aiutare in fase difensiva, il pallone recuperato a Vecchione per Leo Senna che cercava di calciare, cercava ancora il tris, rientra intanto Vanin tra i pali, Bastini che dalle sue ha comunque un passato da centrocampista anche alle giovanili del Padova calcio, dunque sa come difendere, poi l'amore per i pali l'hanno portato a difendere in modo egregio. Quindi dato palla per Senna, lo scambio con De Generi, Matteo De Generi, la cinquina del team Giorgione con la rasoiata perfetta che va a colpire Vanin. 5-0, ci prova ancora con la carta di movimento mister Roberto Vanin, qui nulla ha potuto, avete visto anche nel replay, rasoiata perfetta, rasoterra, quella del numero 11 bianco-rosso, doppietta anche per lui, doppietta per Leo Senna, doppietta per De Generi, 4 gol che valgono con la cinquina il gol siglato da Simone Caccaro, il momentaneo 5-0 che sorride in modo prepotente ad un Giorgione che non era partito benissimo, vuoi anche per la grande prova della tesina in partenza, una tesina che ha colpito un paio di pali, uno clamoroso di Grandinetti, un incrocio pieno, ha avuto l'occasione per dimezzare lo svantaggio all'inizio ripresa con Mustafov, la difesa del team Giorgione ha retto e poi ha dilagato con un gol anche con il portiere di movimento. Poco fa la cinquina a 4,59, ora da quello da giocare, attenzione Laie, cerca l'imbucata, palla per De Generi, si prende il pallone Mustafov, lo recupera ancora, De Generi bravo, serve in scivolata, Leo Senna ha voglia di continuare a segnare, il team Giorgione non ha esaurito la propria fame in fase d'attacco. Leo Senna lo scambio con De Generi, Leo Senna l'imbucata ora per Bon che torna ancora da Leo Senna, Bastini in gioco anche lui, la giocata cercata all'esterno per De Generi, ma la pressione di Maier ha compromesso questa uscita da parte del team che torna in fase di non possesso a livello difensivo. Manzoni cercava il pallone della parte opposta, Bon, la
perla di Bon che si alza dal divano difensivo e con un destro perfetto disegna la traiettoria che gioca tutto il campo per il 6-0 a 4:20 dalla fine della partita. Intanto si va a prendere i 5 di compagni, staff. Andrea Bastini in campo, ora c'è Alessandro Bianchi a difendere la porta del team Giorgione, un Giorgione ora avanti 6-0, un Giorgione che sta legittimando la sua grande prestazione. Intanto mister Vanin da minuti in campo anche, penso al numero 14, Martin Mercuri, primi scampoli di gara, sì, proprio per il 14 della Tesina. Pronto a rientrare intanto anche Cacaro. Oggi mister Alemao ha lasciato fuori, c'è attenzione a Basso fermato da Bon. Oggi mister Alemao ha lasciato fuori Celona, Perozzo. Insomma, la panchina è lunga da poter sfruttare il tecnico di origini brasiliane che con il successo di oggi, abbiamo detto più volte, va a blindare il secondo posto. Soltanto il Futsal Bisciola ha fatto meglio in questa stagione e come ha fatto meglio. Intanto Bianchi lungo per Leossenna aveva fatto tutto bene, non ha trovato però il colpo al bacio esterno. Intanto rientrano Rosca e Cacaro con Bon che si prende i complimenti da parte dei compagni dello staff. A Tesina che ci prova comunque fino all'ultimo, non va a buon fine il tentativo di passaggio da parte di Basso per Mair. Allora rimessa tra la 3:26 da giocare per il team Giorgione. De Chiara per Bianchi verso Cacaro che mette giù bene il pallone, aspetta i movimenti compagni, servito per Rosca che va da Leossenna, lo scambio ancora con Rosca, Leossenna cambiare lato per De Chiara ancora a servire il suo compagno numero 19 che prolunga avanti il pallone, un pallone di Cacaro spizzato da un avversario. Cacaro protegge palla, spalle alla porta, ancora Cacaro, non ha lo spazio per girarsi, arriva anche Cecchin che mette in fallo laterale, soprattutto Leossenna dietro per Rosca che cambia lato verso Gianluca De Chiara. Il movimento di compagni, De Chiara poi vede Rosca, non lo serve nel miglior dei modi, chiede scusa anche al compagno di squadra. E a Tesina che può cercare di ripartire con Basso, ma arriva De Chiara quasi a calciare, Basso gli nasconde il pallone, un pallone che poi Mercuri non trattiene in campo. Rosca con lo scambio veloce per Leossenna, Mair si prende la sfera, Mercuri poi arriva Rosca in scivolata, chiede scusa per l'errore precedente, il numero 7 Pattavino, oggi in forza alla formazione Pattavina, lui che lo scorso anno vestiva la maglia del Don Romeo che si è giocato fino alle ultime 3-4 giornate la promozione in C1 con l'Arzignano. Intanto Basso a terra, si rialza lentamente sul colpo subito da Leossenna. 2:20, mancano ancora un bel po' di secondi, ma stiamo assistendo ormai a quello che può essere un titolo di coda di una sfida equilibrata per gran parte del match, poi con netto dominio almeno dal punto di vista del risultato per il team Giorgione, avanti 6-0. Team Giorgione che ricordiamo sabato prossimo tornerà in campo qui alla Belbotea Arena, ultima sfida casalinga della regular season, poi il 21 ci sarà il derby con il Simica Futsal Giorgione in casa della formazione di mister Simonato, team che affronterà il Belluno, un Belluno che, deve fare attenzione, è invischiato nelle zone calde della classifica, qui bravo Rosca a dire di no più volte. Partita che in teoria, ma seguite i canali social del team, dovrebbe disputarsi alle ore 15 con la concomitanza di tutte le sfide nelle ultime 2 giornate di gara. E parlando di canali social, giovedì 20:30 sul canale YouTube di Futsal Veneto TV tornerà Zona Futsal, terza puntata di questa nuova trasmissione che il vostro test assieme ai 2 di Giambattista, Michele ed Andrea, vi propongono con ospiti nel mondo del calcio a 5 per parlare di futsal dalla A alla D.
maschile e femminile. Intanto Caccaro elude Caccaro, esce bene Vanin quasi al limite dell'area, prolunga il pallone in corner. 1:13 da giocare, ultime emozioni alla Belbotea Arena. Si è perso il pallone che viene recuperato dietro gli stendardi biancorossi della Belbotea Arena, con De Chiara pronto a giocare dietro per Rosca. Lo scambio con Caccaro si gira, viene fermato e murato da Maier. Ancora Caccaro però si riprende con prepotenza il pallone. Rosca cerca di uscire il pallone che carambola dalle parti di De Chiara, poi Senna, ultimo minuto di gioco, intanto alleggerisce dietro per Bianchi che torna a dare palla a Leo Senna. Maier bravo a recuperare il pallone, poi Bianchi a prenderselo, a rilanciarlo lungo per De Chiara che mette giù con il petto la sfera. De Chiara in movimento di palla per Leo Senna che va a cercare il fondo, mette in mezzo un pallone, viene deviato in corner da Matteo Grandinetti. 36 secondi ancora da giocare. Leo Senna si allaccia lo scarpino, poi andrà a battere questo nuovo calcio d'angolo. Titoli di coda in questa sfida. Palla per Rosca che si coordina, mette per Caccaro in scivolata, esce bene però Grandinetti. Maier allunga a sinistra per Cecchin si accentra, Cecchin serve Maier sulla destra, Maier fermato da De Chiara, non vuole saperne di subire gol il team Giorgione, con Bianchi che ringrazia il suo compagno di squadra. 21 ancora i secondi sul cronometro della Belbotea Arena. Palle sul secondo palo per Cecchin, qui non era ben disposta la difesa del team Giorgione. Cecchin non arriva a cecchinare il pallone sotto porta sul secondo palo. Brividi questa volta per Bianchi, entrato negli ultimi minuti di gioco al posto di Bastini. Si riprende un laterale, intanto De Chiara con De Generi che voleva entrare al suo posto. De Chiara gli dice no, stai lì seduto in panca. Maier ferma il gioco a 10 secondi dalla fine, con il team Giorgione che vince 6-0 contro un'ottima Futsal Atesina. Blinda il secondo posto che vale la certezza di giocare il primo turno playoff, la gara di ritorno in casa sabato prossimo alle 15 qui contro il Belluno. Il 21 marzo poi Castelfranco, l'ultima sfida con il Futsal Giorgione, e poi l'11 aprile la gara di andata fuori casa e il 18 in casa. Stefano Testoni ringrazia Futsal Veneto TV. Appuntamento sabato prossimo. Viva il Futsal, Forza Lane!